Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Sotto una fitta nevicata all'Ossola di Varese, i biancorossi lombardi ospitano per la 24esima giornata di Serie B-Win il Torino, che cerca una vittoria per riappropriarsi del primo posto in classifica dopo il successo nell'anticipo del Pescara. Il Varese dal canto suo vuole i 3 punti che mancano dal 29 ottobre all'Ossola. Nel Toro tra i pali debutta l'ex Palermo Benussi. Meggiorini preferito invece da mister Ventura, in attacco a capitan Rolando Bianchi. Granata subito in attacco, uscita di Bressan su Meggiorini. Toro che reclama il calcio di rigore, non è di questo avviso l'arbitro Cervellera di Taranto, che indica la ripresa con la rimessa dal fondo, ma rivediamo nel replay. Bressan frana in uscita su Meggiorini, che lo aveva anticipato con questo tocco, e un rigore reclamato giustamente dal Torino. Insiste il Torino, Antenucci fa tutto bene, salta Terlizzi, entra in area, conclusione di destro e palla a fil di palo. Bella azione di Antenucci, che si conferma l'attaccante più in forma della squadra granata. Sfiora infatti il gol del vantaggio. Fuga di Surraco sulla destra, ancora Toro in attacco. Pallone che poi viene girato in mezzo, corre Meggiorini e conclusione completamente fuori misura. Si dispera l'ex attaccante del Novara, arrivato al Torino a gennaio. Rivediamo ancora meglio l'occasionissima. Surraco per Meggiorini, che di corsa calcia malissimo. Finale del primo tempo ancora del Torino con Vives. Un pallone messo in mezzo e Antenucci questa volta manca l'aggancio da ottima posizione. Un Torino che ci ha provato su un campo veramente difficile, come abbiamo visto dalle immagini. 0-0 il primo tempo, si parte nella ripresa e questa volta è il Varese a farsi vedere con l'inseguimento di Pettinari. La sua conclusione, il tiro e poi prova la divisione al volo De Luca, che poi travolge anche Benussi, rimane a terra. Nulla di grave per il portiere del Torino. Si è visto finalmente anche il Varese. Ancora Varese, questa volta è Zecchin che prova il tiro di controbalzo, cerca l'Eurogol, ma palla che termina alta sopra la traversa del Torino. Proteste per uno scontro con Meggiorini colpito al volto, protesta Ventura che viene espulso per le proteste nei confronti del quarto uomo, con cui si chiarisce prima di andarsene negli spogliatoi in anticipo, mentre sempre più fitta la nevicata. Cambio, entra Rolando Bianchi al posto di un Meggiorini che non è riuscito a sfruttare in avvio di gara una buona occasione. Attacca il Torino, esce poi Bressan e c'è l'anticipo di Puccino su Di Cesare, andando a liberare contropiede della Varese. Attenzione, Benuzzi deve arrivare fino a metà campo per anticipare Zecchin, lanciato verso la possibile azione di contropiede, girandola di Campi e Bagua, l'ex di turno per Surrago nelle file del Torino. E poi tocca anche a Neto Pereira nel finale prendere il posto di De Luca. Sempre più difficile, vediamo il campo imbiaccato e vediamo Neto Pereira che calcia scivolando la palla debolmente fra le braccia di Benussi. Come detto, situazione del campo sempre più difficile, nevicata sempre più fitta a Varese. Finale di gara ancora con Neto Pereira che cerca di seguire un pallone, non ci può arrivare. Finisce così, 0-0 tra Varese e Torino, perché questa è l'ultima azione della gara. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, un Torino che scivola così al terzo posto a quota 47 dietro a Sassuolo 49 e Pescara 48. Varese sesto posto in classifica in zona playoff. Continua l'ottima stagione degli uomini di Maranna.